Allora, innanzitutto buonasera a tutti, quelli che sono venuti, sia agli associati, ne vedo tanti, anzi io direi che tutti ci sono, sia ai nuovi o quelli che hanno intenzione di avvicinarsi al nostro collegio. Vi ringrazio tutti da parte del Collegio Imprenditori Edili del Veneto. Ho dei ringraziamenti speciali perché vedo in sala anche dei componenti di Giunta Nazionale, Alessandro Pettino, che l'ho vista in sala ed c'è. Ringrazio anche lei per la presenza. E innanzitutto vorrei quantomeno, dopo farò la presentazione di tutti, abbiamo il Presidente nazionale qui con noi che è venuto a trovarci e che vi racconterà un po' quello che sono stati i 2 anni che abbiamo passato senza vederci, perché l'ultima volta che ci siamo visti è stato 2019, dopo c'è stata ahimè la pandemia, ma il collegio non si è mai fermato in questo periodo. Abbiamo sempre continuato a portare avanti le istanze delle imprese e ad affiancarvi anche nel difficile compito che era quello di continuare con la pandemia in atto. Per cui questo è un momento anche di ritrovarci e magari di ricominciare da dove si era lasciato. Per cui cedo subito la parola al Presidente nazionale, che è qui con me, Rocco Di Giuseppe, cedo la parola a lui. Grazie. Grazie dottor Drezza, buon pomeriggio a tutti. Ho questo felice compito di introdurre i lavori di questo consesso democratico che è l'assemblea della CIEV. Vedo tanti imprenditori e ho ragione di credere che questo è un territorio e quindi questo è un collegio, il CIEV, costituito da imprese che fanno naturalmente la differenza sul territorio, sono protagonisti nel loro settore e hanno interesse a fare associazione. Introduco, prima di salutare anche chi ci ha raggiunto, ringraziando il Presidente Bertelli per l'ospitalità, perché ha fortemente voluto la mia presenza qui. Ricordo a tutti che il Presidente Bertelli è Vicepresidente nazionale, quindi mi affiancherà in questo mandato per rappresentare ancora in maniera più efficace e più efficiente quelle che sono le istanze delle imprese del territorio. E vorrei esordire, vista la presenza numerosa e compatta degli imprenditori, con un concetto, una frase che mi è cara e che volevo tenere per le conclusioni, ma la dico subito. Le associazioni rendono l'uomo più forte, mettono in risalto le doti migliori delle singole persone e danno la gioia che raramente si ha restando per proprio conto. Quindi vorrei fare un applauso a voi, ideale lo faccio solo io, ma questa presenza, questa rappresentanza forte non può che essere un orgoglio per la territoriale CIEV e per Confapi-Anim nazionale. E rimarrei qualche minuto sul concetto dell'associazione. L'associazione che noi intendiamo, insieme al Vicepresidente Bertelli, come associazione di imprenditori. Noi in questo mandato ci siamo posti l'obiettivo di riportare le imprese del settore edile al centro dei programmi, al centro del progetto della Confapi-Anim. Un obiettivo che deve essere assolutamente perseguito, che deve vederci tutti compatti e uniti per il raggiungimento degli obiettivi, che, ripeto, devono essere perseguiti avendo cura dei territori e delle istanze delle imprese. Questo perché lo dico? Innanzitutto per dire a tutti voi che Giancarlo Bertelli è il mio vicepresidente. Il dottor Drezza è stato nominato dalla Giunta nazionale su mia proposta referente nazionale per le questioni legislative con puntuale riferimento alla redazione delle nostre istanze sul nuovo codice dei contratti. Perché questo? Perché so che Alberto ha la sensibilità e ha le competenze per portare avanti le nostre istanze, che per certi punti si toccano
coincidono con le sensibilità dei nostri amici dell'ANCE, per altri vanno attentamente approfonditi. Ve ne dico qualcuna: probabilmente il PNRR sta, come saprete tutti, facendo una programmazione sugli investimenti e sulle gare d'appalto che poco hanno a che fare con il sistema delle PMI, perché quando iniziamo a parlare di appalti unici, lotti unici di 360 milioni di euro, l'abbiamo visto insieme qualche giorno fa, sappiamo bene che queste cose sono appannaggio di un unico operatore italiano, non c'è bisogno di fare il nome perché lo conosciamo tutti, lo conoscete tutti. Quindi che cosa cerchiamo noi nel nuovo codice dei contratti? Una semplificazione che mi sembra il minimo, l'abolizione del concetto che impresa significa attitudine a delinquere, quindi la presunzione di colpevolezza che ci ritroviamo dappertutto. Sappiamo dei protocolli di legalità, sappiamo delle piattaforme antimafia, sappiamo di tutta una serie di artifici che si stanno creando per ingessare questo mondo. E naturalmente fra i problemi essenziali del codice dei contratti che dovremmo affrontare è evitare l'accorpamento artificioso delle somme destinate alle infrastrutture, quindi parlo di infrastrutture stradali e altro, e mobilità in genere, oltre al comparto naturalmente del civile e dell'OG1, questi accorpamenti che sarebbero deleteri per il sistema delle PMI. Qualcuno dimentica probabilmente che questo sistema, anche nell'anno della pandemia, è il sistema che ha retto e che ha mantenuto faticosamente livelli di produzione, ha mantenuto livelli occupazionali, ha tenuto insieme naturalmente produttività dell'azienda e forza lavoro. Quindi siamo soggetti che non ci tiriamo indietro di fronte alle difficoltà. Oltre al PNRR, e mi avvio alla conclusione per lasciare spazio a tutti quanti, e al vicepresidente, ti chiamo vicepresidente, insomma, parlo del nazionale, perdonami, perdonerai. Forza lavoro. 2 interventi sulla bozza della legge di bilancio. Vediamo, insomma, ve lo dico sinteticamente, io spero che insomma, le risposte alla definitiva stesura della legge di bilancio siano superiori alle attese per noi, perché non vedo molte cose o molti interventi che possano essere a vantaggio di questo sistema. Se penso, parlavamo del mondo del lavoro, che è stato messo in previsione un altro miliardo sul reddito di cittadinanza, quindi la somma totale dei 9 miliardi sul reddito di cittadinanza è la stessa che viene messa, no, a favore delle aziende per la riduzione del cuneo fiscale. C'è qualcosa che non funziona. Alimentiamo un reddito che va bene se è a favore delle fasce svantaggiate, cioè di chi sta male, ma oggi le aziende che fanno? Cercano manodopera, cercano lavoro e noi alimentiamo reddito di cittadinanza. Mi sembra un paradosso. Riduzione del cuneo fiscale, in quali termini, in quale modo? Noi abbiamo bisogno di abbassare il costo del lavoro. Naturalmente dando, e questo è un discorso che abbiamo fatto spesso a quattro occhi, Giancarlo, dando più salario in busta all'operaio, ma tagliate i costi. Non sono più occulti perché non sono più, sono tutti visibili, li sappiamo tutti. Non è che mi si può dire probabilmente faremo un taglio graduale dell'IRAP recuperandolo poi con un aumento sull'IRES. Questo è il gioco che questo governo, permettetemi, non si può consentire di fare. Poi
Le altre robe che sono Industria 4.0, Sabatini rifinanziati, signori, qua parliamo di crediti di imposta. Le PMI hanno la necessità di uscire da questa previsione. Qualcuno parla di nanismo delle PMI, un termine insomma che non mi sembra proprio appropriato alla spina dorsale del paese. Le PMI hanno bisogno di investimenti, di soldi per patrimonializzarsi, per rendere le strutture più solide, per incentivare il know-how, per avere delle strutture che siano capaci di competere, no? Alla sfida che oggi il PNR ci chiama a fare. Se queste non saranno le condizioni, credo che avremo qualche cosa da dire anche su questa roba qui. E concludo, perché sono argomenti che avrebbero bisogno, io spero Giancarlo che avremo l'opportunità poi di fare qualche incontro a tema, ringraziando tutti per l'attenzione, per l'ospitalità, ricordando a me stesso, dicendolo a voi, che io sono molto orgoglioso di essere qui in mezzo all'assemblea del Collegio CIEV, che ho conosciuto Giancarlo e Alberto e gli altri amici 2 o 3 anni fa. È nata questa empatia, credo, spero, oltre che insomma da un punto di vista umano, sui temi che abbiamo continuamente affrontato e su cui ci siamo confrontati. E non devo nascondere a nessuno che questo mandato, questa giunta di Confapi Anim Nazionale, questo percorso che abbiamo intrapreso e che vogliamo continuare con assoluta determinazione, perché noi non siamo interessati poi a polemiche o discussioni strumentali. Andiamo al centro del problema e ci dobbiamo andare. Dicevo, sono ancora più orgoglioso perché devo dirvi che il Presidente Bertelli ha voluto fortemente questo percorso, ha condiviso e supportato fortemente questa presidenza e io lo ritengo da qualche tempo, perché non ci conosciamo da molto, un grande amico, lo ritengo anche il mio mentore perché mi aiuta a trovare posizioni di equilibrio che la saggezza e l'esperienza naturalmente non mi concedono ancora, quindi vi chiedo come Assemblea di stare attorno a questo Presidente, a questo Direttore, perché siete un bel gruppo e portiamo avanti le nostre istanze senza paura. Guardate, non vogliamo abdicare alla nostra funzione di impresa e non delegheremo mai a nessuno le nostre istanze. Vi ringrazio per il momento. Grazie mille. Porgo subito la parola al Presidente regionale che ci parlerà anche della Confapi Veneto. Grazie. Buongiorno a tutti, scusatemi del ritardo ma sono di rientro da Roma perché avevamo il summit sull'Africa e porto i saluti anche del Presidente nazionale Maurizio Casasco che ho avuto queste 2 giornate il piacere di affiancare sul percorso che abbiamo affrontato. Io mi allaccio un attimo a quello che ho sentito arrivando velocemente. Io penso che solo l'unione tra di voi e tra il sistema e tra la collaborazione che è nata anche con Confapi può portare ad avere dei risultati che oggi sono necessari, perché il sistema non andrà ad agevolare la piccola azienda o le aziende che non sono più in grado di sostenere appalti, come dicevi giustamente prima te, perché tutto quello che movimenterà questa massa di soldi che arriveranno andranno a favorire aziende di un certo valore di fatturato e quindi l'unione, la formazione anche su gare di lavorare insieme e creare un unico sistema penso che sia la soluzione migliore. Parliamo della Confapi Veneto. La Confapi Veneto oggi sta andando molto bene, abbiamo degli ottimi risultati per quanto riguarda la rappresentanza, quindi sui vari territori
le imprese stanno credendo al nostro progetto, quindi stiamo crescendo. Abbiamo giorno dopo giorno delle grandissime soddisfazioni, sia anche in ambito, diciamo, di relazioni con il contesto politico regionale. Abbiamo già incontrato un paio di volte il governatore del Veneto Luca Zaia, abbiamo avuto un contatto per varie collaborazioni nell'ambito dell'istituzione regionale col Presidente del Consiglio regionale Roberto Ciambetti, quindi stiamo lavorando molto bene. A breve lavoreremo anche sulla costituzione delle categorie regionali per permettere nei vari comparti di avere anche delle rappresentanze dove necessita sui tavoli regionali, quindi io sono convinto che le collaborazioni e il gioco di squadra possono portare veramente dei risultati importanti per tutti. Ecco, quello che io penso sia necessario oggi è trovare lo spirito di fare e di credere e appartenere a qualcosa, e penso che oggi, parlo per il mio contesto, parlo per le collaborazioni che abbiamo, io penso che oggi Confapi abbia l'opportunità di far emergere quello che è. Una voce libera che può dire il suo pensiero, che non è condizionata a legami che costringono la rappresentanza a non poter dire il pensiero, e quindi io penso che oggi Confapi sia un'associazione libera e non è da tutti, e questo serve anche per prendere posizioni forti sui tavoli nazionali, per difendere le categorie, per difendere i vari settori, per riuscire anche a coinvolgere la politica, intervenire e modificare dove è necessario su provvedimenti, come sentivo prima, che portano a non far lavorare in tranquillità l'ambiente. Io non ho altro da dire, vi ringrazio molto dell'invito e spero di vedervi ancora, di vedervi numerosi, vedervi crescere e di rafforzare quella che è la nostra collaborazione. Confapi c'è a livello provinciale, a livello regionale, e noi per qualsiasi cosa siamo pronti a collaborare e dare una mano. Insomma, ecco. Grazie mille. Penso che sia arrivato il momento di dare la parola al nostro Presidente e Vicepresidente nazionale, Bertelli Giancarlo. Buongiorno a tutti. Non so se notate sul mio viso l'imbarazzo di dover parlare dopo aver sentito loro, perché loro sono abituati a parlare in pubblico e parlare in pubblico non è una delle cose più semplici, no? Quindi mi perdonerete qualche strafalcione. Voglio collegarmi subito al discorso del Presidente sugli infortuni. Io ho fatto fare un'indagine tramite email su tutti i morti che ci sono stati sul lavoro quest'anno, perché tutte le volte che muore qualcuno l'edilizia, no? Al che ho voluto cercare di capire. Bene, dall'indagine che abbiamo fatto su dati ufficiali dei morti sul lavoro che ci sono stati riguardanti l'edilizia sono meno del 15%, che se poi andiamo ad analizzare questo 15% probabilmente ci sarà una bella percentuale di artigiani sull'edilizia. Perché? Perché l'artigiano sicuramente non ha la formazione che facciamo fare noi ai nostri operai, e poi l'artigiano ha un interesse diverso dai nostri operai, mentre i nostri operai, quando gli abbiamo spiegato, ci stanno dietro a fare queste cose, l'artigiano magari dice bah, dai che faccio prima, no? Cioè, quindi, ma io non voglio che questo sia un discorso cioè io non voglio fare delle colpe o dire però io mi sento profondamente offeso quando dicono dell'edilizia, come quando mi sento profondamente offeso perché a 70 anni sentire che se uno mi dice cosa fai, faccio il delinquente perché faccio lavori pubblici, quindi stando a quello che mediaticamente viene trasportato, e non è molto, come si dice, non è molto bello tutto questo, no?
Faccio però un'altra riflessione, dopo aver frequentato Roma prima con Uxi, poi con Fapi, sono stato anche vicepresidente ANCE anni fa, quindi probabilmente ho una tara nel cervello che mi porta fuori da quelli che sono i miei interessi personali, ma quelli che sono gli interessi che mi piacerebbero fossero della categoria, no? Cioè, quindi io ho maturato una grossa convinzione che tutti i problemi della nostra categoria, e parlo degli edili, nascono principalmente da noi. Perché? Perché noi siamo tutti solisti, cioè ognuno di noi pensa sempre di essere più furbo dell'altro, no? E quindi quando c'è un problema, ognuno cerca di risolverselo col suo, però non siamo capaci di fare massa. Ci sono riusciti i pastori buttando il latte sulle strade o gli agricoltori buttando il letame in mezzo all'autostrada, no? Noi che siamo imprenditori, no? Non ci siamo riusciti. E allora ecco che un altro mio concetto diventa ancora e ne sono convinti. Noi non siamo imprenditori, noi siamo artigianotti, perché se fossimo imprenditori affronteremmo le cose in modo molto diverso. Volevo ricondurre il discorso su quello che diceva il Presidente delle territoriali. Allora, le territoriali sono un concetto che perlomeno a me sta entrando nella testa adesso, perché cos'è la territoriale? La cassa edile, ma cos'è la cassa edile? La cassa edile è fatta da imprenditori e sindacati. E qua cade l'asino, perché non sono fatti da imprenditori e sindacati, sono fatti da strutture nostre, chiamale ANCE o chiamale quello che vuoi, da cui veniamo rappresentati dai nostri direttori, e noi imprenditori continuiamo a testa bassa a lavorare, a fare quello che dobbiamo fare, e là ci vanno loro, quando loro i nostri problemi non sanno neanche cosa sono. Quindi è un mea culpa che noi dobbiamo fare, cioè dobbiamo cercare di essere più presenti, più costruttivi, perché io quando vado a Roma o spendo telefonate di ore lo faccio contro l'interesse della mia azienda, perché è tutto tempo che io tiro via alla mia azienda, cioè quindi dopo ho la presunzione di dire lavoro per i miei colleghi, ma è una presunzione, perché poi dopo, come tanti sanno, io ho fatto il corso da Gesù Cristo, ma mi hanno bocciato, no? Cioè, quindi non è che sempre mi riescano le cose giuste. Però se io avessi da voi collaborazione, probabilmente certi errori o certe cose non li farei, oppure potrei essere più incisivo su quello che io dico a voi, ma ve lo dico ma perché lo credo, perché ne sono convinto, perché noi, cioè, se vogliamo noi categoria crescere, voi dovete portare qua i problemi. Tanto grazie. Per me è stata una grande soddisfazione con Giancarlo e con Alberto poter dare un contributo. Quando sono stato a Roma assieme a loro e poter partecipare alle elezioni della Giunta, è stata una bella soddisfazione vedere un collega e una persona che conosco da una vita, che è Alberto, vederli seduti ad un tavolo importante. Cioè, questa vi assicuro che è stato qualcosa di emozionante, perché tutti parlano, però alla fine concretizzare qualcosa di questo genere non è facile. Per cui il nostro presidente Giancarlo Bertelli seduto a quel tavolo è qualcosa che per noi deve rappresentare dobbiamo ricordarcelo, cioè è una strada importante per riuscire a cambiare qualche cosa. Vedere il nostro presidente Giancarlo Bertelli, dove a Roma
ha battuto i pugni con il suo modo di fare che noi sappiamo, ha detto io sono un muratore, ma noi da Verona abbiamo le idee chiare, vogliamo col nostro presidente nazionale dare un contributo per cambiare qualcosa. Io ritengo che questo sia veramente qualcosa che ha lasciato e lascerà una traccia, quindi muratori sì, ma con le idee chiare e che hanno il coraggio di dire le cose come stanno. Per cui grazie a tutti. Salutiamo Alessandra Pittino, il primo membro giunta donna della storia di Confabiani. Saremo ricordati quantomeno per la tua presenza. Cioè, sono, come dire, orgogliosa di questa scelta, di questa giunta, anche inaspettata direi. Posso ringraziare te sicuramente in prima persona. Siamo carichi, siamo attivi anche di collaborare con i colleghi del Veneto che abbiamo conosciuto anche noi da poco tempo, di fare parte appunto di questo collegio. Andiamo avanti, collaboriamo, è tanto lavoro, vero? Grazie. Guardate che quello che vi ho detto prima non è nient'altro, cioè è una cosa semplicissima. E io l'ho detta anche a Roma, in giunta, ho detto, noi siamo qua non per grazia ricevuta, cioè no. Cioè io sono qua non per... Se voi mi aiutate e mi date spunti e mi date supporto, faccio qualcosa. Sì, ve lo spiego tecnicamente. Abbiamo conosciuto, e qua ringrazio anche gli amici di Venezia, abbiamo conosciuto MAV, che è un'associazione di lavoro interinale, i quali mi hanno proposto un progetto da condividere con le di scuole. Loro hanno i fondi a disposizione per formare le persone, hanno anche qualche testa e qualche gamba che oggi non si trovano, perché penso che vedo tutti che più o meno che cercano personale e non riescono a trovarlo, ma non solo, cioè proprio non esistono le persone. Loro hanno qualche persona anche da formare. Insieme a loro, perché hanno i fondi a disposizione, abbiamo pensato di fare un progetto mirato per le nostre imprese. Cosa vuol dire? Vuol dire che io prossimamente vi chiamerò uno a uno per sentire le esigenze delle varie imprese, per capire esattamente quello che vi serve, come lo volete formato, cioè un escavatorista con determinati patentini, un saldatore con determinati patentini, un ferraiolo preparato con determinate qualifiche. Questo qui lo trasformiamo su carta, lo trasformiamo in un progetto. Mi sono già trovato con Edi Scuola. Edi Scuola sapete che, ahimè, fa capo ad ANCE, anche un po' insomma sbagliando, perché insomma tutti quanti paghiamo la cassa edile qui e tutti quanti paghiamo l'Edi Scuola locale, per cui è di tutti, anche nostra che siamo dei Confapi. Con loro mi sono trovato e sto portando avanti questo progetto. La formazione sarà a completo carico di MAV, purché metà del personale che assumiamo lo assumiamo attraverso l'associazione MAV in modo interinale, almeno per i primi 6 mesi. Non c'è nessun obbligo di tenere il personale, chiaramente MAV è una struttura molto più elastica rispetto a quello che troviamo sul mercato adesso nel mondo del lavoro o dei contratti di lavoro. Vuol dire che seguiremo la formazione, gli imprenditori seguiranno la formazione passo a passo, che vuol dire che Massimiliano piuttosto che Fabio, piuttosto che Luigi potrà andare alla scuola di formazione a vedere la preparazione, a vedere come fanno la formazione e a scegliersi anche le persone che loro reputano migliori per la loro azienda. Dopodiché con MAV vedremo di fare un contratto di 1 mese, di 2 mesi e lo porteremo in azienda. Se va e se funziona come speriamo che funzioni, perché abbiamo visto la crescita del ragazzo, lo teniamo, dopo 6 mesi siamo liberi anche di assumerlo direttamente. Altrimenti diciamo a MAV chiudiamo il rapporto, perché la persona non è secondo le aspettative. C'è di più, io ho parlato con MAV per quanto riguarda
la formazione degli scavatoristi in particolare. So che Massimiliano c'ha anche lui un progetto importante sotto questo punto di vista. Mettiamo a disposizione sia i mezzi sia il territorio da scavare, perché bisogna farli di scuola, sia anche le teste, nel senso qualcuno dei nostri che possa insegnare, che possa formare i nuovi escavatoristi. Il fondo di MAV fa fronte anche alle spese che le nostre imprese dovranno sostenere per la formazione. Adesso abbiamo avuto questo incontro, è stato durante questa settimana, abbiamo pattuito insieme ad ANCE, insieme alla scuola edile, di proseguire il rapporto, di fare un ulteriore incontro con MAV per vedere di chiudere quantomeno una proposta operativa che dopo io farò a tutti di voi singolarmente. Penso che sia una proposta nuova e spero che quantomeno vada a tamponare l'esigenza delle imprese, che sappiamo essere immensa, sarà molto più grande, e guardate che a livello nazionale ne parliamo molto, ne abbiamo parlato a livello regionale insieme a Nicola Zanon, perché vengono avanti tutte queste nuove, speriamo, opere da fare attraverso il PNRR o attraverso altri fondi che verranno avanti. Nessuno di noi ha le teste, ma non solo per mettere in cantiere a fare il moveraggio o sull'escavatore, ma anche a fare l'impiegato amministrativo, per cui se avete anche esigenze di formazione sotto questo punto di vista, vorrà dire che andremo a parlare con le scuole di ragioneria piuttosto che geometri, vero? Se avete un progetto di questo tipo in mente, me ne parlate, io sono a completa disposizione e andiamo a fare la proposta. Assolutamente, per chiudere il discorso dell'aumento dei prezzi del preziario, sarà un impegno che porteremo avanti anche in fase di revisione del contratto del codice appalti. È sparita dal passaggio sulla 50 la norma di adeguamento prezzi automatica al verificarsi di alcuni aumenti. Sarà nostro impegno rimettere o vedere di rimettere la norma. La norma in realtà c'è scritto solo che è rimandata all'amministrazione pubblica. Ma quale amministrazione pubblica sui bandi di gara vi mette l'adeguamento prezzi? Nessuno. Bisogna rimetterla che da codice e che non sia rimandata a una scelta dell'amministrazione, ma che sia una cosa normata. Il mio sogno, qual è il mio sogno? Il mio sogno è che noi imprenditori finalmente mettiamo in fila i nostri camion con su una bella scritta "non siamo delinquenti", perché questo noi passiamo per essere delinquenti, e andiamo in autostrada con tutti i nostri mezzi in regola, rispettando tutte le regole, pagando il biglietto, ma bloccando l'Italia, perché noi abbiamo una potenzialità che non sappiamo neanche qual è. È il problema che dopo ognuno di noi, ma dopo sa succede. Guardate, io sono poco più, poco meno 35 anni che sono nel settore. Tutte le volte che è cambiato qualcosa è sempre cambiato in peggio, sempre cambiato in modo burocratico, sempre cambiato in modo... E noi tutti, io per primo, ci siamo adeguati a subire tutte queste angherie. Penso che abbiamo fatto una carrellata di tutti i problemi principali. Siamo comunque sempre, qualsiasi cosa avete, vi viene in mente, qualsiasi problema, ce lo comunicate, le varie istanze di tutti voi, una a una e nessuna esclusa, la porteremo ai tavoli nazionali e cercheremo di risolvere, per quello che possiamo, i problemi delle imprese. Detto questo, io penso che possiamo chiudere la giornata. Vi ringrazio tutti per la partecipazione. Se vi fermate, giù di sotto c'è un aperitivo per tutti e per stare insieme per le ultime chiacchiere. Grazie a tutti.